Allora, intanto buonasera a tutti ovviamente mi corre l'obbligo di ringraziare coloro che sono venuti, ci sono anche partecipanti di vari comitati che sono venuti a proposito da Venezia. Noi in verità come gruppo misto, e citerò il gruppo misto solamente una volta questa volta perché non dobbiamo assolutamente prenderci meriti, non abbiamo bisogno di prenderci meriti assolutamente, ci siamo messi a disposizione praticamente di tutti i comitati cittadini che 2 mesi fa, nell'ultima riunione, ci hanno chiesto appunto il nostro intervento proprio per portare avanti il discorso referendario. Quindi per una questione di collaborazione reciproca o comunque di una nostra collaborazione ci siamo messi a completa disposizione ed eccoci qui questa sera. Sapete già che per tutto l'anno abbiamo trattato questioni giuridiche, abbiamo scomodato la Costituzione, l'articolo 133, abbiamo scomodato Del Rio, la legge Del Rio. Sicuramente Del Rio avrà dei dolori fortissimi alla testa e alle orecchie, perché gli avranno fischiato le orecchie tante volte, è stato chiamato in causa nel 2017, però forse è arrivato il momento, avendo trattato tanto questi argomenti, di andare oltre, di fare un anno zero, di ricominciare a parlare di altre cose, di parlare in modo forte, di indire questa data del referendum, se è vero che viene indetta e che dovrebbe essere prossima. Quindi direi che bisognerebbe dire un basta con forza, perché evidentemente c'è più di qualcuno che per una questione di potere, per una questione di, non voglio dire di interessi privati, ma di forti poteri e di comodità nelle poltrone su cui si siede, ma questo è uno sport mondiale, ma in Italia gli italiani sono molto ben avvezzi ad avere le poltrone comode, riscaldate e mai ci si deve spostare dalle poltrone, quindi forse è il caso che si parli di una data da fissare, anche perché già adesso, e mi viene da sorridere, ma c'è poco da sorridere secondo me, che già si parla di altri ricorsi al TAR, cioè verrà indetta praticamente la data anche di accorpamento alle prossime elezioni politiche, già si parla di ricorso al TAR, cioè città metropolitana, il comune e così via dicendo. Allora ci chiediamo, e mi chiedo, ma è possibile che non si voglia dare la voce ai cittadini? Ma fino a prova contraria i cittadini sono sovrani, cioè queste persone sono state messe dai cittadini nei posti di comando, quindi sarebbe il caso di dire basta, cioè basta veramente, cerchiamo di andare avanti e di far comunque, a prescindere dai sondaggi, a prescindere da quello che si dice, facciamo votare i cittadini e vediamo cosa effettivamente ne pensano. Poi passo velocemente a parlare di una grossa problematica che va sviscerata con i nostri professori avvocati, qui cercheremo di approfondire subito dopo, e chiaramente anche con Renzo Scarpa. C'è la questione della gestione accentrata, cioè si sta esagerando col passare del tempo in questa gestione fortemente accentrata in un governo di pochi, diciamo di pochi. Una gestione accentrata che ovviamente probabilmente non va più bene con i tempi che corrono veloci, con le problematiche che aumentano. È chiaro che l'accentramento può servire sotto alcuni profili, ma in alcuni casi ci vorrebbero delle governance intanto competenti, estremamente competenti, e delle governance che respirino tutte le 24 ore al giorno la realtà in cui vivono. Noi ci poniamo questo quesito, ma siamo sicuri che questo accentramento voluto e molto forte, specialmente in questi ultimi tempi, è un accentramento che c'è stato anche negli anni passati, ma senza che ritorniamo alle giunte precedenti, altrimenti cadiamo in grossi errori.
Ma in questo accentramento, con questa azione, siamo sicuri che si riescano a risolvere tutti i problemi di spopolamento, dei flussi turistici, della tutela, io ne ho segnato solo alcune, della tutela dell'ecosistema della laguna, del PUT, del piano traffico, del degrado, dell'inquinamento, delle società partecipate che sono, a dire di molti, anche secondo noi, fuori controllo, della sicurezza e del degrado, ma cioè, siamo sicuri proprio che con le 8 celle, le 8 celle, è fondamentale per i cittadini mestrini, le 8 celle che verranno realizzate al Tronchetto, risolviamo i problemi della sicurezza? Ma siamo sicuri che con i 2 vigili che abbiamo messo H24 o dalla mattina alla sera in piazza Ferretto abbiamo risolto il problema della sicurezza? E poi nelle vie circostanti invece si fa di tutto e di più? Questi sono tutti i quesiti che noi ci poniamo per dire che probabilmente ci vogliono delle giunte separate, ci vogliono delle situazioni completamente separate in queste 2 realtà complesse. A Pellestrina non sanno di quello che succede praticamente nella realtà mestrina, non sanno dell'Umberto I e del degrado, non sanno praticamente del palazzo Cita e dei problemi che stiamo seguendo a Marghera, dove praticamente abbiamo segnalato, e vediamo che neanche la magistratura probabilmente ha fatto nulla, abbiamo segnalato una situazione di degrado e di pericolo e di eventuali responsabilità penali da parte degli operatori anche di alcune società del comune per come si sono comportate lì a Marghera, in questo palazzo estremamente degradato, e potrei fare tanti e potremmo fare tanti e tanti esempi. Cioè, ma siamo proprio sicuri che la costruzione di alberghi a destra e a sinistra e da tutte le parti risolva il problema dell'economia, della fiscalità, eccetera, di queste 2 città, diciamo Mestre e Venezia? Ci sono molte perplessità, probabilmente veramente per affrontare tutte le problematiche che aumentano in modo esponenziale giorno dopo giorno, ci vogliono persone, come ho detto prima, competenti e che vivano la realtà dei posti. Vi ho citato Pellestrina perché forse è l'isola più lontana, ma già chi viene da Venezia probabilmente non sa delle problematiche della firma e viceversa. A volte, io che vivo da 20 anni a Mestre, e parlando con le persone noto che stiamo parlando della Terra e di Marte, cioè di 2 pianeti completamente diversi. E noi vogliamo continuare a dire, e si continua a dire da parte di qualcuno, ritornando alle solite poltrone forti, comode, cioè vogliamo dire praticamente che ci sono dei disagi in 2, creando 2 giunte diverse, delle somme diverse, degli aumenti di costi. Probabilmente non è così. Non è questo assolutamente il problema. Non è assolutamente questo il problema. Quindi noi, e concludo perché vorrei poi dare velocemente la parola un po' anche ai tecnici in modo tale che rispondano in modo molto critico e concreto, e dare spazio poi anche ai presenti per i loro interventi. Io direi di passare a Renzo Scarpa all'inizio, che continua un po' il mio volo pindarico, chiamiamolo volo pindarico, ma ho voluto fare una premessa di carattere molto generale, con una certa critica sentita. Cedo la parola a Renzo Scarpa, con cui da un anno viviamo in simbiosi, direi, le realtà positive e negative della città di Venezia e di quest'ente pubblico che sta vivendo e sta avendo anche delle grosse difficoltà. Grazie. Sì, come diceva il collega Serena, questa è la seconda conferenza sul referendum e sull'argomento un po' più pesante dell'autonomia delle città di Venezia e Mestre che organizziamo. La prima l'abbiamo fatta in settembre, era l'11 settembre, una memoria che ricorda anche altre cose, e l'abbiamo svolta nonostante ci sia stato un lavoro, una pesante interdizione, un tentativo di impedirci di fare quella conferenza da parte della Presidenza del Consiglio Comunale. Non volevano consentire che la facessimo. Siamo riusciti a farla e in quella sede
abbiamo assunto anche l'impegno a farne un'altra a Mestre, perché era giusto, ma avevamo anche pensato, essere presenti territorialmente nelle due aree. E sono passati alcuni mesi, ma non sono cambiate le condizioni di contesto, ovvero quel giorno eravamo all'indomani della decisione del Presidente Zaia di non collegare il referendum per l'autonomia delle città di Venezia Mestre a quello regionale, e oggi siamo all'indomani di avete visto, di un sondaggio che dà una partecipazione ipotetica al referendum al di sotto del 50% per un leggero vantaggio per il no, per l'autonomia. Lo dico perché da sempre questo referendum vive una sorta di doccia scozzese, si alternano momenti di grande entusiasmo a momenti di preoccupazione. Un precedente sondaggio svolto dall'Università di Venezia aveva invece dato risultati completamente diversi, una sostanziale condivisione sull'utilità e la necessità di andare a votare, con una maggioranza di voto per il sì. Sappiamo che i sondaggi rappresentano un qualcosa su cui non si può costruire molto, però lo prendiamo come elemento di discussione. Perché? Perché dentro al sondaggio, seppur con gli estremi che vi ho già elencato, è emerso che c'è una fetta consistente della popolazione che non sa, che non conosce l'esistenza, non ha mai sentito parlare dell'esistenza di un ipotetico referendum per la separazione, è un 16% che è importante. C'è un 18% di votanti, di elettori, che non hanno ancora deciso se andare a votare o meno. C'è un 22% che ritiene di non essere adeguatamente informato circa l'ipotesi, appunto, i vantaggi e i svantaggi, quindi dice di volere, chiede di poter essere informato. E poi c'è una ulteriore percentuale interessante, che il 50% di quelli che avrebbero già deciso di votare no lo ha deciso per una sorta di preoccupazione su due argomenti fondamentali: l'aumento dei costi delle amministrazioni di queste città e la distruzione di un sistema di servizi che oggi è unico. Uso il termine distruzione perché la preoccupazione espressa da questi elettori, questi cittadini, è che separando le due città si distrugga il sistema dei servizi, cosa che assolutamente non è pensabile, perché ormai le aziende dei servizi, sia quelle trasportistiche di ECTV, sia quelle di servizi idrici o dei rifiuti, svolgono il loro servizio, la loro area all'interno di un numero di comuni ben elevato, 44-45 comuni, quindi l'avere all'interno di questo territorio un comune più, un comune meno, assolutamente non crea nessun problema. Eppure queste, così come l'aumento di costi delle amministrazioni, è un argomento che deve essere chiarito. Non è assolutamente vero, perché l'abbiamo spiegato e lo potremo spiegare all'infinito, che la trasformazione in due comuni toglie la possibilità di eleggere le municipalità e crea due comuni, due consigli comunali di entità numerica inferiore, gli assessori sono minori, quindi alla fine, per quanto possa sembrare impossibile, il costo è inferiore. Per cui noi ci siamo chiesti, quando leggiamo queste cose, se è possibile che il 50% dei cittadini dica di non accettare la separazione, l'autonomia, pur con tutti i vantaggi che può avere, perché è preoccupato di due aspetti che sono già risolti, che sono già
certificati da documenti, da atti, da studi che abbiamo già pubblicato e che sono stati pubblicati anche dagli amici dei comitati per la separazione. E quindi è una sorta di obbligo il realizzare, il convocare queste conferenze per discutere, per parlare, per portare anche a un dibattito in cui si evidenzino le preoccupazioni dei cittadini rispetto a queste cose, alle quali si può tranquillamente dare risposta. Noi lo facciamo ben volentieri, lo stanno facendo, questa è la seconda volta, e dichiariamo però anche per onestà intellettuale che noi siamo a favore della separazione, cioè della Costituzione. Alla fine è la Costituzione del Comune di Mestre che è in discussione, perché il Comune di Venezia esiste già. È Mestre che non ha una propria autonomia, anche se la separazione potrebbe liberare possibilità anche per la città del centro storico o per la città storica. Noi abbiamo appunto organizzato queste conferenze per dire queste cose e anche altre cose. La prima è che continuiamo a dare la nostra disponibilità a lavorare come consiglieri comunali per tutto quello che possono fare i due consiglieri comunali nel loro normale svolgimento di funzioni per fornire elementi appunto di chiarezza, documenti e dare il proprio contributo. E anche per confutare quella che è già stata la dichiarazione che la separazione porterebbe a un disastro economico, finanziario e economico spaventoso. Questo è venuto fuori dalla giunta attuale. La separazione porterebbe a una sorta di catastrofe finanziaria e economica, cosa che abbiamo chiesto più volte di spiegarcelo, nessuno ce l'ha detta, rimane una dichiarazione per spaventare, e probabilmente quel 50% di quelli che hanno già deciso di votare o che oggi sono predisposti a votare no ha assorbito questo spavento e lo dimostra con il passo indietro. L'altra cosa che vogliamo dire, che è opportuno dirla e anche ripeterla, è che quando abbiamo iniziato a raccogliere le firme per arrivare al referendum, l'attuale amministrazione, il sindaco Luigi Brugnano, non erano neanche all'orizzonte. Quindi noi non facciamo questa cosa, noi non sosteniamo questo referendum e la separazione come arma contro il sindaco, contro questa amministrazione, perché la cosa è iniziata nel 2014, tra il 2013 e il 2014, lontani, sembrano lontani 1000 anni, e in effetti in quell'epoca nessuno di quelli che compongono l'attuale amministrazione erano presenti, o si poteva presupporre che fossero in questa amministrazione. Noi lo facciamo e lo faremo comunque, qualunque fosse il sindaco oggi insegnato a Cafassetti. Perché lo facciamo, e l'abbiamo iniziato a fare con la raccolta delle firme, perché non potevamo rispondere più all'angoscia di vedere queste due città, questo grande territorio così famoso anche al mondo, destinato al declino inesorabile. Noi non riusciamo più a sopportare, già all'epoca, ma oggi ancora, e forse ancora più forte, il fatto che queste città, questo territorio si sta sfarinando, sta perdendo tutte le caratteristiche di città. E questo non dipende, come viene detto, che non ci sono risorse economiche da poter destinare a un miglioramento della qualità della vita. Non è vero, e non dipende dal fatto che tutti i centri storici sono destinati a spopolarsi. Questa è una cosa che è stata detta, è cominciato qualche altro sindaco a dirla qualche anno fa, ma è una, non voglio dire bugia, ma è una cazzata enorme. Non ci sono realtà. Milano aumenta la propria popolazione, Roma aumenta la propria popolazione,
le città del Veneto aumentano la propria popolazione, perché questo avviene e non avviene a Venezia, e ci saranno i suoi motivi, e non avviene a Mestre? Questo è il tema. Perché non mi ricordo più da quanti anni, l'esodo e la diminuzione delle popolazioni sono iniziate per Venezia, il centro storico, dal 1952, il 1951 è stato il momento più alto. In terraferma è iniziato nel 1975 la diminuzione, e la città nel suo complesso, un mix di medie, ha iniziato a perdere abitanti nel 1968. Sono passati, sembra impossibile, 49 anni. Questo è uno degli elementi su cui riflettere. Come mai, nonostante siano arrivate a questa città, a questo territorio, risorse immani, si parla di 2 miliardi e mezzo solo di 2 miliardi e mezzo di euro solo di legge speciale diretti dallo Stato a Venezia, un altro miliardo è arrivato dal casinò, quando il casinò funzionava e lo facevano funzionare al meglio. Nessun'altra città italiana ha avuto così grandi risorse a disposizione. Ci chiediamo come mai, ma è evidente che purtroppo, per sfortuna di questa città, essa è stata governata da una classe politica e amministrata da persone che probabilmente non hanno, probabilmente anche dotate personalmente, ma che nell'insieme non hanno svolto una politica adatta a queste città. Ci viene il dubbio che forse nel corso degli anni la classe politica abbia anche peggiorato di qualità. E allora, questa è poi alla fine una delle ragioni fondamentali, come possiamo pretendere che un territorio così complesso come quello di Venezia e Mestre assieme, Venezia per le caratteristiche e per la sua unicità al mondo, e Mestre invece per caratteristica di città di normale terraferma, voglio dire, seppur con attività importanti come l'aeroporto e come il porto, che di solito basta una attività a fare la ricchezza di un territorio del genere, perde in termini di popolazione, in termini di attività, di attività alternative. Non può essere che Treviso migliora ed è quarto, mi pare, o quarto o quinto nella classifica delle città venete per qualità della vita, e Venezia sia 62esima. Non ci sta, non può essere che Padova sia prima di noi. Cos'ha Padova? Se non probabilmente, ma questo è il nostro ragionamento, una amministrazione diversa, un po' meno vincolata agli stereotipi che vi dicevo prima: mancano i soldi, Roma ci deve aiutare, lo Stato deve risolvere i nostri problemi, che è la litania che è diventata ormai insopportabile, e l'altra che il centro storico appunto sono destinati a spopolare. E assieme a questo discorso del centro storico destinato a spopolarsi si diceva, ma ormai si dice da 30 anni, che il futuro è Mestre, e si continua a dirlo anche adesso. Eppure Mestre non è il futuro di niente, perché se andiamo avanti così Mestre diventa una città che i nostri figli, noi abitiamo ancora a Mestre, ma i nostri figli non abiteranno. I nostri figli vanno a abitare a Marcon, e se gli chiedi perché, e ti rispondono anche che non hanno mai considerato l'ipotesi di abitare a Venezia, a Mestre, scusate. Allora, e vado concludendo perché per lasciare lo spazio agli altri, noi crediamo che il referendum e soprattutto la separazione siano i presupposti di un possibile riscatto. La prima osservazione è che separando
i due territori che sono così diversi e destinando un'amministrazione specifica e mirata, destinata alle specificità del territorio, possano avere un'amministrazione migliore. Venezia deve essere amministrata come Venezia e la terraferma, Mestre, Marghera, Favaro, le altre parti di questa terraferma devono essere amministrate come terraferma, non facendosi coinvolgere da una gestione eccessiva di turismo, ma cercando anche la diversificazione, di difendere le ricchezze che ci sono già. Dicevamo fino a non molto tempo fa che il territorio di terraferma aveva 3 cose alle quali non avrebbe dovuto rinunciare neanche pensare lontanamente: la chimica, la cantieristica navale e la cantieristica aeronavale. Giusto o sbagliate che siano questi 3 ragionamenti, se queste 3 sono le cose a cui non avremmo dovuto rinunciare, bene, prendiamo atto che 2 le abbiamo perse. E rimane, ma non è garantito, non è scritto sul marmo, che rimanga la cantieristica navale. Rimane la cantieristica navale perché le maestranze, perché le direzioni, perché loro riescono a garantirsi il futuro, non perché c'è un'attenzione particolare del territorio e delle amministrazioni nei loro confronti. Per cui, chiudendo questa forse troppo lunga prosopopea, io dico che chiediamo alla Regione appunto di indire questo referendum e invitiamo un po' tutti a far da tramite, perché noi dobbiamo arrivare all'informazione capillare. Noi siamo disponibili, ripeto, abbiamo già detto, a organizzare più momenti di discussione, più momenti pubblici, a produrre documenti, però ognuno deve impegnarsi perché ne va della sua città, ne va della sua vita, ne va della vita dei propri figli e via dicendo. Io vi ringrazio e spero di non aver... Allora, adesso sì, abbiamo trattato un po' in generale, io e Renzo Scarpa, un po' tutta la problematica. Adesso scendiamo un po' in termini un po' tecnici e anche critici, perché ho parlato qui con i miei amici Francesco Pontelli e Fabio Moretti, e quindi vediamo cosa hanno da dirci. Io, prima di procedere la parola a Francesco Pontelli, vorrei, almeno che, anche perché è conosciuto un po' dalle cronache della stampa eccetera, però molti non lo conoscono, quindi mi corre anche qui l'obbligo di dire che è inserito nella short list di esperti internazionali di economia e di marketing dall'Enea. È stato sempre relatore di importanti convegni relativi alle tematiche di marketing strategico ed operativo, è relatore di seminari, quindi di marketing e di convegni nel tessile e abbigliamento Made in Italy, è docente idoneo di marketing strategico ed operativo nel settore tessile e abbigliamento, associato al Dipartimento di Economia e Gestione di Impresa della prestigiosa Università del Politecnico di Milano, e consulente in varie situazioni per politiche di marketing e stile di istituti internazionali, consulenti dell'ICE, quindi l'Istituto Commercio Estero di Roma, per il marketing strategico e operativo del tessile e abbigliamento, è consulente del gruppo per le politiche di sviluppo industriale, di marketing strategico, operativo e stile, fashion designer, creativo comunicazione e marketing, analista marketing, ricercatore e analista del mercato internazionale e nazionale, le cui relazioni vengono pubblicate nelle maggiori riviste e nei siti economici, ha prodotto molteplici pubblicazioni all'interno di giornali e quotidiani, molteplici sono anche i suoi contributi sulle reti televisive e finisco perché ho fatto un riassunto delle 30 pagine del professor Francesco Pontelli. È stato premiato alla serata del premio Raffaello per la sua attività a tutela del Made in Italy con un attestato di eccellenza. Quindi ti fermo qui, Francesco, perché altrimenti facciamo una conferenza. Quindi prego te la parola e ti ascoltiamo con piacere. Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Prossima volta lo evitiamo assolutamente questo riferimento al curriculum. Allora, parlando in termini immediati, senza stare tanto lì a ragionare di politica,
Noi per fare il punto della situazione economica dobbiamo comunque fare un'analisi storica e mi è stato chiesto come vedi attualmente appunto la situazione di Mestre Venezia. Mi è venuto in mente un percorso che un turista affronta arrivando alla barriera di Mestre da Milano oppure attraverso un pullman, perfetto, oppure con il pullman arriva dall'aeroporto, arriva al cavalcavia, dritto va a Venezia, a sinistra arriva a Mestre. Supponiamo che vada dritto a Venezia, passa la Fincantieri, successivamente al Vega, un esempio immondo di sperpero del denaro pubblico voluto per la ricerca biomedicale e le nanotecnologie, il cui assessore non sa neanche che significato avessero. Andiamo oltre, arriviamo al Venis Acque Venis, come cavolo si chiama, che è un altro progetto, diciamo, fallito, mettiamolo così. Continuiamo il nostro percorso, arriviamo al Ponte della Libertà. Teniamo presente che il Ponte della Libertà è stato il primo progetto intermodale in Italia che aveva in quegli anni unito la rete viaria ferrata a quella rotabile, a quella su gomma, quindi era un progetto ingegneristico meraviglioso. Un turista che non lo sappia viene da fuori, arriva al Ponte della Libertà e pensa di arrivare a Chernobyl, perché vede tutti questi lampioni con tutti questi cavi e non riesce a capire per quale motivo dovrebbe arrivare a Venezia. Continua il suo percorso e arriva a Piazzale Roma. A Piazzale Roma si ferma e vede sopra la pensierina del tram un cubo inguardabile, si gira a destra e vede il Palazzo di Giustizia, il Tribunale, altro immondo esempio dell'architettura contemporanea. Viceversa a sinistra accanto all'albergo c'è un altro cubo molto più simile al cubo Rubik che è stato approvato da tutte queste giunte che si sono alternate alla guida della città di Venezia negli ultimi anni e sono stati approvati, perché il problema non è chi lo propone ma chi lo approva un progetto. Facciamo il percorso inverso, supponiamo che venga a Mestre, io sono di Mestre, allora arriva a Mestre, passa il Despar che è l'ultimo appunto luce potabile che ci sia nella città mestrina, comincia il corso del popolo al netto delle luminarie di Natale di adesso e piomba nel buio più assoluto. Corso del Popolo è la via di accesso alla città, in tutto il mondo la via di accesso alla città, un viale come il Corso del Popolo che apre di più il Franchetti in via Liceo, che dovrebbe essere illuminato a giorno perché è un punto di merito della città, è buio totale. Arriva, supponiamo che segua il suo bel navigatore, arriva in via Costa, mette la macchina nel parcheggio, l'unico parcheggio al mondo con lo ski lift, lo faranno perché è una montagnola, non si riesce a capire che senso abbia quella montagnola, però c'è. Lascia la macchina in parcheggio e esce in via della Costa, nel buio più assoluto. Pensiamo ad una signora che mette la macchina alle 9 di sera e si trova in via della Costa al buio, segue via Cassavognà, entra in via Poelio, passa accanto all'M9, altro progetto del quale ancora adesso chi lo sta costruendo deve ancora capire cosa servirà, arriva in piazza Ferretto. Piazza Ferretto è l'unica piazza al mondo dove per vedere la gente in faccia devi metterti vicino ai negozi, perché è buia, non si vede nulla quando sei al centro della piazza, e questa è stata anche rifatta. Viceversa la piazza vecchia era proprio famosa perché era tutta illuminata, in qualsiasi momento della sera tu la gente la vedi in faccia. Questo per dire quelli che sono stati le chicche che negli ultimi 25-30 anni le giunte che si sono alternate alla guida della nostra città hanno saputo dare, e soprattutto l'amore che hanno dimostrato nei confronti di questa città, perché è evidente che se queste opere architettoniche sono un pugno nello stomaco, qualcuno le avrà bene approvate. E quindi se questo è l'assetto attuale, oggi è venuta fuori, vi ho dato dei dati, oggi è venuta fuori la classifica delle città dove si vive meglio. Prima è Belluno, città che conosco e che amo perfettamente, e che amo. No. Belluno è la prima città e provincia d'Italia, seconda Trento e Bolzano, e Belluno ha anche il merito di non avere le risorse che hanno Trento e Bolzano. Esatto, quindi cosa vuol dire? Che l'ottima gestione di una città ti permetterà di avere comunque una qualità di vita superiore. Viceversa, noi, Mestre Venezia, che è una città che appunto lo sanno tutti, ma va comunque ricordato, ha 30 milioni di visitatori. Quindi è una città che ha risorse notevoli, perché comunque sia, che poco che sia, il turismo porta risorse, e come giustamente ricordava il consigliere Scarpa, fino a quando funzionava, il casino ha versato cash 1.180 milioni in più per servizi aggiuntivi
in soldi e non in titoli, va ricordato, in soldi contanti e non in titoli, quindi disponibili di cassa subito, per dei servizi aggiuntivi dei quali francamente io adesso non è che ne veda grosse testimonianze, ai quali vanno aggiunti gli 800 milioni di debito. Praticamente negli ultimi 30 anni noi abbiamo scialato 1 miliardo e 850 milioni. Per che cosa? La domanda che vi faccio io è, d'accordo, faccio un esempio, in altre città dove ci sono i casinò regalano il parcheggio gratuito ai residenti in centro. Ai mestrini o ai veneziani si deve ancora capire quali sono i servizi aggiuntivi che hanno avuto grazie al casinò e al nuovo debito che è stato fatto. Per cui questa è una domanda. Poi si è scelta, come da resto ha in modo molto lungimirante ricordato l'altro giorno il grandissimo sindaco Cacciari, noi ci lamentiamo del turismo. Faccio una cosa che molto spesso non viene ricordata, sempre anche in relazione alla perdita di abitanti di Mestre. Negli ultimi 6 mesi a Mestre si sono registrati su Airbnb, cioè sul il bed and breakfast, 9.000 appartamenti in 6 mesi. 1.000 appartamenti che vengono sottratti di conseguenza ai residenziali e passano nell'economia turistica. Economia turistica che sarà bene che qualcuno lo dica chiaramente, è l'economia dei poveri. L'economia turistica non fa valore aggiunto, ma la gente viene qua, spende i suoi soldi, qualcuno li incassa, ma non c'è creazione di valore. È semplicemente una vendita, intendiamoci, ben venga anche quella. Ma se noi speriamo di vivere l'economia turistica, stiamo sbagliando, tanto è vero che perdiamo posizioni anno dopo anno, sia a livello economico, sia a livello di qualità di vita, perché con 30 milioni di turisti, 1 miliardo e 800 milioni tra incassi del casino e nuovo debito, noi dovremmo avere le strade foderate di prato inglese. Non si riesce a capire, io so dove siamo finiti, ma non lo dico perché sennò dopo mi denunciano, ma è evidente. Ma ci saranno dei problemi nella gestione e allora arriviamo al punto del referendum. E qua il referendum, cari miei signori, io sono favorevolissimo che venga fatto, ci mancherebbe altro, ma sia chiaro a tutti, è l'ultimo alibi. Finito questo, se noi non cominciamo a parlare di competenze, capacità e piani strategici economici, noi possiamo anche votare sì o no, non cambierà assolutamente niente. Se noi non cambiamo la classe politica, la classe dirigente che ha creato questi po' di disastri nel viaggio verso Venezia o verso Mestre, non cambierà nulla. Che vinca il sì o vinca il no, resterà tutto quanto uguale, doppio comune o meno, bisogna cambiare la competenza, le competenze. Noi abbiamo, abbiate pietà, un curriculum dove uno ha scritto grande viaggiatrice. Ma perdonatemi una cosa, ma voi avete mai fatto un colloquio di lavoro? No, io mi chiedo, perché evidentemente o viviamo nel mondo delle favole, ma quando voi andate a fare un colloquio di lavoro, vi presentate, lei cosa fa nella vita? Sono un grande viaggiatore. E questa è gente del comune di Venezia. Noi dobbiamo tornare alle competenze e alle professionalità. Per cui, per esempio, adesso si parla tanto di trasferire, per esempio, le navi da Venezia a Marghera. Ma lo sapete perché il presidente dell'ente porto dice che non è vero. La Pilkington, per fortuna, quest'anno riapre il forno. 80 operai, che quindi vuol dire prodotto industriale, indotto, maggiori servizi, e quindi è un volano che si comincia. La Pilkington ha detto guarda che noi siamo contrari all'arrivo delle grandi navi a Venezia. E sapete cosa hanno risposto quello del porto? Che non è vero, che è una trovata giornalistica che io leggo i giornali, lui l'ha già sentito, va tutto quanto bene. Questo per farvi capire che se noi non cominciamo a analizzare, a fare un progetto di economia strategica che parta dal porto di Marghera e che non sia solo monoculturale relativo all'economia del turismo, noi siamo destinati altro che a spopolarci. Noi siamo destinati alla miseria più assoluta, anche perché io non riesco a capire. Io vado a Venezia perché in questo periodo sono spesso a Venezia. Io vedo solo ed esclusivamente dei bangla che hanno questi banchetti che vendono e mi chiedo ma dove stiamo andando? E questo è il diritto alla visita di Venezia, la più bella città del mondo, perlomeno l'unica città del mondo fatta così, non esistono al mondo come Venezia. E ma è possibile che noi abbiamo un porto in Marghera che è stato bloccato 20 anni col mito della intermodalità? Cos'è successo? Il porto intermodale di Padova si è sviluppato, quello di Verona pure, ne siamo ancora fermi.
Oggi ho letto un'intervista di un docente di economia idraulica che dice che bisogna fare per Venezia un porto offshore fuori del Lido e fare un tunnel che porti a Marghera. 4.000 persone in andata, 4.000 persone in ritorno più le merci, un tunnel che avrebbe un minor impatto sulla laguna del passaggio delle grandi navi. Ma di cosa stiamo parlando? Noi siamo purtroppo fermi a queste persone qua che, come diceva giustamente, non vogliono assolutamente lasciare il pezzo, assolutamente. Vedi Costa in primis, presidente del porto, consulente della giunta Brugnaro. Si occupa ancora di porto anche lui ed è uno dei fautori dell'offshore. Noi dobbiamo cominciare a capire che se noi non diamo un respiro industriale alla zona come era negli anni 60-70, noi siamo destinati al declino assoluto. Se noi non cominciamo a ragionare di proporre un perimetro all'interno del quale fare tutta una fiscalità di vantaggio che porti le aziende qua e pregare Dio che vengano, noi siamo destinati a vendere il grano che non si può più in Piazza San Marco, tutti quanti. Faccio un esempio, un'altra cosa, qualche volta ti capita anche di leggere delle notizie sciocche, che poi tutto sommato sciocche non sono. Hanno fatto un sondaggio del mondo, hanno chiesto ad un campione ovviamente che dovrebbe rappresentare l'intera popolazione mondiale dove andrebbero se vincessero un viaggio. Il 37%, cioè la maggioranza assoluta, ha detto l'Italia. 37% di 7 miliardi sono 2 miliardi e 700 mila persone, che anche il 10% di questo, non dico il 20, il 10 venga a Venezia, perché se uno viene o va a Roma o va a Venezia, sono 270 milioni di persone che si aggiungerebbero in più a quelli che vengono giù. Ora è evidente che c'è qualcosa che non funziona. E per quanto riguarda la politica turistica, e quello che si parla di turismo, io ho letto, ho riso, perché qualche volta mi capita che qualche volta il Gazzettino molto gentilmente mi ospita. Io ho sentito dire tornelli in Piazza San Marco. A parte l'aspetto estetico, lasciamo perdere, sono sotto profilo logistico e funzionale impossibile. Chiusura del Ponte della Libertà. Il Ponte della Libertà lo chiudono solo quando sono pieni i parcheggi, quindi sono tutti a posto. Allora, l'unica politica che noi possiamo avere per cercare di spalmare la domanda di turismo che è mondiale, il turismo, apro una parentesi, è un fenomeno di massa, non esiste il turismo elitario. Quello elitario arriva col proprio aereo, se ne va, Cipriani non lo vedi neanche. Il turismo è un fenomeno di massa, che piaccia o meno questo è. Per cui chiudo la parentesi. Se noi vogliamo in qualche modo dare un po' di respiro ad una città come Venezia, che è arrivata praticamente al collasso, l'unica cosa che si può fare è mettere in campo delle competenze, delle persone preparate che vadano a lavorare là dove la domanda di turismo si forma, Cina, Hong Kong, Russia, Stati Uniti, e cominciare a spiegare ai tour operator locali che attraverso una politica di fiscalità e di scontistica conviene venire a novembre, dicembre e gennaio che non ad agosto. Questa è l'unica strategia con la quale si possa in qualche modo contenere il turismo, altrimenti se noi ci illudiamo di fermare, no, io vengo da Hong Kong, sì, ma abbiamo raggiunto il livello massimo, lei non può entrare, lui entra lo stesso. Noi dobbiamo andare, il marketing si va dove la domanda si forma, non quando la domanda è alle porte di casa. Tu devi andare là, ma devi avere delle competenze, devi mandare delle persone che in rappresentanza del comune, della regione o anche dell'Italia sappia l'inglese, conosca come funziona una fiera, cosa che non sanno, e vada lì a spiegare che Venezia è bella anche durante tutti gli altri 12 mesi dell'anno, non solo nel mese di agosto. E questo vuol dire ovviamente che anche gli operatori dovrebbero tenere aperti i 12 mesi e lavorare per guadagnare un po' di meno, perché Venezia ha bisogno di respiro, e il respiro glielo dai se spalmi l'offerta turistica nei 12 mesi dell'anno, ma se la concentri da ottobre a novembre tu la uccidi. Allora, Francesco, meno male che poi hai continuato con i flussi turistici, perché sinceramente andare a raccogliere il grano, a vendere il grano tutti quanti in Piazza San Marco non mi sembrava opportuno, sinceramente. Allora, intanto do il benvenuto al vicepresidente della regione Gianluca Forcolin, che ha accolto ben volentieri il nostro invito di venire a portare intanto il saluto
della Regione. Io adesso non so sintetizzare quello che abbiamo detto sinora, volevo solamente, oltre all'intervento di Francesco, quello che abbiamo detto io e Renzo Scarpa all'inizio, abbiamo detto che praticamente serve, urge questa separazione tra le due realtà completamente diverse e complesse per tutta una serie di motivi, anche perché non si possono risolvere le varie problematiche stando lontani e stando, usato il termine, stando da poltrone molto comode. E poi abbiamo affrontato anche il discorso del fatto che si aspetta l'indizione della data da parte della Regione, anche perché abbiamo parlato tutto l'anno della Costituzione, dell'articolo 133 e del Rio, e quindi adesso dovremo un po' cambiare il registro, anche perché bisogna andare comunque a soddisfare le esigenze e le richieste di tutti i cittadini e delle migliaia e migliaia di cittadini che hanno firmato ovviamente per il referendum e quindi per la separazione. Quindi non abbiamo trattato assolutamente questa parte giuridica, perché ho fatto anche una battuta, abbiamo fatto anche una battuta, stiamo seguendo i vari ricorsi al TAR, quindi ci aspettiamo che anche a febbraio eventualmente ci siano altri ricorsi al TAR della città metropolitana e del Comune di Venezia. Quindi l'ho detto e l'abbiamo detto in senso abbastanza critico, anche perché c'è un continuo rinviare, probabilmente tu che vieni dalla parte centrale della regione in qualità di presidente, in questo momento in pectore, potrei sicuramente dirci qualcosina in più e ti ringraziamo. Grazie, buonasera a tutti. Partecipo con piacere perché la vicenda, oltre che appassionarmi in quanto veneziano, anche se per i veneziani i sandonatesi sono i campagnoli, ma pur sempre veneziano. E abbiamo lavorato in questi mesi con Marco, con i comitati, insomma, per tutta una serie di iniziative legislative che, come è stato detto da Ottavio, sono abbastanza complicate, nel senso che sono complicate perché questo iter parte da lontano, insomma sarebbe il quarto tentativo, tra l'altro, quinto tentativo, ho detto 79, 89, 2003 e ce n'è un altro, bene, e quindi praticamente è un iter che parte da lontano, parte dalla scorsa legislatura, questo ultimo, e come tutte le iniziative appunto che partono dal cittadino, di iniziativa popolare, prevedono che vi è una decadenza ovviamente a fine legislatura come tutti i disegni di legge, ma possono essere ripresi se nella legislatura successiva appunto l'iter viene ripreso, come è stato fatto appunto nel 2016. Nel 2015, poi 2016, proprio quest'anno abbiamo portato avanti fino in Consiglio regionale il 14 febbraio San Valentino appunto il giudizio di meritovolezza con la maggioranza appunto del Consiglio regionale. Per dire cosa? Per dire che uno, siamo favorevoli che i cittadini si esprimano e possano dire il loro parere, che sia sì, che sia no, è praticamente il sale della democrazia, su questo non vi sono discussioni. Poi un Consiglio regionale, una maggioranza che ha lavorato in tutti questi anni per arrivare poi a quel referendum del 22 ottobre scorso, che aveva appunto delle finalità molto importanti e che oggi ci vedono trattare con una consulta e con una prospettiva di chiedere i famosi 9 decimi delle funzioni, delle 23 funzioni che ci sono fondamentali all'interno di questo sistema paese, non poteva che vederci favorevoli ovviamente a traghettare o a mettere nelle condizioni i cittadini veneziani rispetto a questo tema. Un tema appunto che è andato a cozzare, ai noi, con la 56 del Rio, che poi è stata ovviamente portata nella legge regionale 19 appunto del 2015, che ci ha imposto tutta una serie di balzelli, quindi alla fine un decreto che era il decreto del Rio, poi divenuto legge, ma che non ha messo nelle condizioni i cittadini veneziani di poter esprimere né un piano strategico condiviso, perché questo è ancora in fase di ultimazione, né una cultura della città metropolitana, perché non ci sono stati i tempi, ma è stato fatto una legge, io lo dico e lo dissi quando ero sindaco di Musile di Piave, a uso e consumo dell'allora sindaco Sconi, perché questo è successo. Non mi pare che i 44 sindaci della provincia di Venezia abbiano avuto mai la possibilità di interloquire nella stesura della legge. L'hanno vista a posteriori, sono arrivati nei rispettivi consigli comunali per
dare un sì o un no, l'hanno venduta sempre come una grande opportunità, ma in realtà culturalmente non vi è stato il tempo per poter capire. Un aneddoto che mi ricordo importante, banale ma importante: un cittadino di Musile mi chiese se era vero che passava la metropolitana per Musile. Questa era la città metropolitana come era stata piazzata così in 60 giorni per dar modo ai sindaci di illustrarla. Qui è chiaro che diventa un'opportunità quando ci sono tutte le parti sedute allo stesso tavolo, tutte le parti hanno voce in capitolo e possono mettere degli ulteriori tasselli a quella che deve essere un'opportunità, perché io ci credo che possa diventare un'opportunità, però non come è stata concepita questa legge. Quindi noi abbiamo dovuto subirla da subito. 40 milioni di euro mette la Regione Veneto intanto per le funzioni non fondamentali della legge del Rio, appunto legge regionale, e quindi questo è pacifico. Quando il sottosegretario Bressa dice con le città metropolitane abbiamo risparmiato 1.600.000.000, beh, anch'io sono capace, basta che sposto il portafoglio a un altro, che le mie spese le paga un altro, ho risparmiato. E di fatto tutte le regioni hanno dovuto soccombere e pagare queste funzioni non fondamentali, 40 milioni, ripeto, per noi. Per avere cosa? Per avere una città metropolitana che di fatto funziona meno della provincia di Venezia, l'allora provincia di Venezia, perché almeno avevamo la possibilità di interloquire con una parte politica che aveva la sua struttura. Oggi diventa difficile, se un cittadino ha una buca su una strada provinciale, andare a parlare con qualcuno e avere delle risposte. Se ha una luce da mettere o da togliere o da accendere su una strada provinciale, è tutto più complicato. Se a questo aggiungiamo che il 4 dicembre scorso, con il referendum che modificava la Costituzione, vi era già una rotta ben precisa delineata nella legge di stabilità 2015 per il 2016 che toglieva dalla Costituzione la parola province, di fatto la rotta era già spostata verso un cambiamento epocale e quindi anche le risorse di queste funzioni erano spostate verso un cambiamento epocale. Non è passato il referendum, però sono rimasti i cocci, sono rimaste le province senza i soldi e con poche idee e anche magari ben confuse. Quindi di fatto un lavoro importante riconosciuto anche, qua dobbiamo dirlo, dalla parte filogovernativa, perché l'amico Achille Variati, presidente dell'UPI, Unioni Province Italiane, ha subito preso atto di questa mancanza e soprattutto ha preso in mano la situazione per cercare di colmare quel gap che si è venuto inevitabilmente a creare con la bocciatura di quel referendum. Quindi da tutta questa serie di iniziative ovviamente siamo arrivati noi, per quanto riguarda la questione legislativa, a dare comunque compimento a questo iter, con la città metropolitana che ha presentato un ricorso che avrà fissato l'udienza a metà febbraio del 2018, quindi non manca molto, ma c'è questa udienza. Vi è stata quindi 10-15 giorni fa una riunione tecnica con i funzionari, con il dottor Gasparin della mia struttura e con i comitati, costruttivo, molto costruttivo. La Regione Veneto oggi sta inviando, l'ho sentito proprio stamattina il dottor Gasparin sapendo che partecipavo a questo saluto della Regione, predisponendo una lettera da inviare al governo per l'indizione in election day del nostro referendum, e quindi una richiesta che è legittima, ma soprattutto va anche incontro. Nella vita bisogna essere coerenti. L'election day l'avevamo chiesto il 4 di dicembre scorso per il referendum costituzionale, l'avevamo chiesto per le amministrative di quest'anno, parlo di quello del 22 di ottobre. E quindi è inevitabile che se la Regione Veneto aveva una mission, un impegno categorico sul 22 di ottobre, non può venir meno in una richiesta che è legittima, che arriva di chiedere questo tipo di opportunità. Uno, perché quando c'è un election day ovviamente ci sono più cittadini che sono sollecitati a partecipare alle urne, questo è un dato. Due, si risparmiano diversi soldini. Aver fatto il referendum il 4 di dicembre scorso, quello dell'autonomia del Veneto, avrebbe fatto risparmiare 12 milioni di euro, perché si sarebbero spesi solo 300.000 euro della tipografia per fare la seconda scheda. Forze dell'ordine e scrutatori, presidenti di seggio e tutto l'impianto era ovviamente pagato dall'elezione che c'era già stata indetta, 300 erotti milioni di euro. Abbiamo dovuto spendere 12 milioni di euro come regione, li abbiamo spesi bene e volentieri, perché con la richiesta che noi oggi faremo per l'autonomia ovviamente questi sono soldi spesi bene, e pensiamo che anche quelli per la divisione di Mestre Venezia, che credo sia matura anche nei tempi,
per quanto riguarda appunto questa elezione, debba trovare riscontro positivo in una risposta del governo. Abbiamo ovviamente anche noi le nostre perplessità, dobbiamo essere sinceri, non ci hanno risposto allora, non so se i tempi sono maturati e questa volta abbiano tutta sta rincorsa a rispondere alla lettera che partirà. Molto probabilmente ci sarà un silenzio come è stato fatto, ma ci darà modo di aver precostituito almeno la richiesta per poter poi indire il referendum nella primavera 2018. Quindi subito dopo questa lettera, trascorsi i 30 giorni che si danno con una sorta di tacito assenso o diniego, noi poi andremo a indire con una delibera di giunta, quella sì, la data per l'edizione del referendum, che sarà in primavera 2018 e non potrà essere oltre procrastinato, ovviamente, perché non ci sono altri elementi che possano oggi procrastinare questo tipo di referendum che è maturo appunto in tutto e per tutto. C'è un parere della nostra avvocatura regionale che sta seguendo ovviamente tutto questo iter, ci sono profili di legittimità conclamati, evidenti rispetto alle posizioni che tiene la città metropolitana e da un parere che è arrivato da Bressa, dal sottosegretario Bressa, che non è molto amico dei veneti e tantomeno dei veneziani, che dice assolutamente cose inesatte, ma soprattutto va a ledere quelli che sono i principi costituzionali, perché noi ci riferiamo alla legge 25, alla legge regionale 25 del 92, e invece il governo continua a mettere davanti la 56 del Rio. Noi pensiamo che su questo pareri autorevoli, non solo la nostra avvocatura, ma anche di avvocati ai quali ci avvaliamo, ci dicono che ci sono esattamente profili di costituzionalità rispetto al parere che è stato espresso dal prefetto di Venezia e dal sottosegretario. Quindi andiamo avanti e la notizia importante è appunto che partirà in questi giorni la lettera del governo per appunto avere l'indizione in Election Day con ovviamente la prossima tornata. Se vi sarà silenzio, crediamo che sia possibile, vi sarà la delibera appunto che il Presidente Zaia ha già detto nei media, appunto anticipato che in primavera del prossimo anno ci sarà comunque l'indizione per dare il giusto riconoscimento a questo iter che ormai va avanti da tanto tempo e che ha trovato appunto nel Consiglio regionale il suo massimo istituto per l'Assemblea con l'approvazione e il giudizio di meritevolezza. Per cui ci siamo, poi saranno i cittadini veneziani a dire cosa pensano, ma l'importante è mandarli e metterli nelle condizioni di dire sì o no a questo referendum. Grazie. Beh, Gianluca, direi un coup de théâtre, no? Alla francese, insomma, anche perché noi stiamo disquisendo, stavamo per essere molto critici in tutti i sensi, e poi tu vieni così in modo molto spontaneo a dirci come stanno realmente le cose. Quindi ci fa piacere, perché indubbiamente noi ragionavamo a livello locale, possiamo usare questo termine locale, e quindi non sapevamo evidentemente, e ci fa piacere sapere queste novità, quindi di questa lettera inviata e dell'indizione eccetera. Quindi disquisivamo all'inizio proprio su questa necessità di procedere, e quindi fa piacere che praticamente si sta andando avanti. Io in sala vedo che poi è arrivato sia Conte, il Presidente della Municipalità, e sia la Tosi, che forse è l'unica consigliere del Consiglio di Venezia ad essere presente stasera, e quindi la ringrazio particolarmente. Andrei avanti un attimo con l'intervento dell'avvocato Fabio Moretti. Anche qui io ho cercato di sintetizzare il tuo lungo curriculum, ma almeno per presentarti un po' a tutti gli amici qui presenti. È laureato in giurisprudenza, ha diretto per 25 anni uffici legali di grandi multinazionali italiane e straniere in Italia e in Francia, con competenza su tutta l'Europa, Medio Oriente ed Africa. Ha fondato un importante studio legale con uffici a Milano, segue prevalentemente tematiche internazionali di proprietà intellettuale e di diritto societario, è spesso relatore in convegni internazionali e membro del direttivo dell'Union Internationale des Avocats, l'organizzazione internazionale di avvocati più antica con sede a Parigi e che unisce più di 5.000 avvocati nel mondo. Dal 2005 vive tra Venezia e Milano, prima risiedeva a Parigi e poi, come ultimo dato, che è molto lodevole, si interessa di volontariato, e quindi questo ti fa veramente onore. Fabio, a te la parola ed entra un po' nel merito anche tu delle questioni. Grazie. Grazie
grazie a te e grazie di avermi invitato a parlare. Cercherò di contenere il mio breve intervento nel tempo che mi avete assegnato, cioè 5-10 minuti. Non è vero. Allora, non parlerò, sono avvocato, ma non parlerò da avvocato stasera, io parlerò da cittadino di Venezia, anzi da veneziano acquisito. Io non sono veneziano di origine, ma ho scelto di vivere a Venezia e vivo a Venezia da più di 15 anni. Vivo a Venezia da più di 15 anni, quindi come spesso succede, quelli che si trasferiscono a Venezia amano Venezia quanto i veneziani, qualche volta anche di più dei veneziani, comunque quanto i veneziani. E quindi la prospettiva di cui volevo parlare questa sera brevemente è la prospettiva che concerne Venezia e la separazione da Mestre per quanto riguarda Venezia, che è la realtà che conosco. Allora, la prima cosa che vorrei dire è una cosa che non è nuova, anzi è una cosa molto vecchia, è una cosa che è conosciuta e straconosciuta da tutti, ma è una cosa di enorme importanza ed è una catastrofe, la definirei così, userei proprio la parola catastrofe, che si sta abbattendo sulla città di Venezia e da più di un decennio, da più di 2 decenni. È molto tempo che in realtà questo problema incombe sulla città e parlo dello spopolamento. È un tema che è stato evocato anche poco fa. Venezia si sta spopolando. I dati anche ufficiali che ci dà il Comune di Venezia sono dei dati profondamente allarmanti, che vedono una città perdere, una città come Venezia con già pochi abitanti, perdere 3 o 4 abitanti al giorno. Abbiamo peraltro un ulteriore elemento da tenere in considerazione ed è il fatto che almeno il 50% della popolazione residente nella Venezia città lagunare è una popolazione che è ultra sessantenne. A questa categoria, ahimè, appartengo anch'io. E quindi è un fatto matematico che entro un periodo di tempo che non sarà lunghissimo la città si spopolerà completamente. Questo significa che resteranno dei bei palazzi, resteranno delle magnifiche chiese, resteranno dei musei straordinari, probabilmente anche tutti ben restaurati e ben tenuti, ma non ci saranno gli abitanti. Ma che città è una città dove non ci sono gli abitanti? Venezia deve assolutamente avere questo tipo di questo problema, questa catastrofe, la definisco come tale, di fronte a se stessa e avere come priorità numero 1 quella di governare questo problema e di far fronte a questo problema. Mi si dirà, ma questo cosa c'entra in realtà con il referendum, la separazione, Venezia, Mestre? Allora, io credo che Venezia abbia veramente bisogno di un elettroshock, abbia bisogno di uno scossone molto forte, uno scossone che la porti a determinare una politica a breve, a medio e a lungo termine mirata a ripopolarsi. E per fare questo è necessario che vi sia un'amministrazione della città dedicata alla città e che abbia questo tema come priorità numero 1. Siamo tutti al corrente di questo problema, sappiamo che c'è, ma nessuna delle amministrazioni che si sono succedute, sinistra, destra, ha fatto sì che questo problema venga affrontato in modo adeguato. In realtà è necessario qui raccogliere le migliori intelligenze, e mi riallaccio a quanto tu stavi dicendo, le migliori intelligenze a livello nazionale e internazionale e porre in essere un piano articolato, credibile e da realizzare per riportare popolazione nella città.
e quindi agire su diversi versanti, che saranno quelli della casa, che saranno quelli del lavoro e saranno quelli anche di agire sulla leva fiscale. Quindi questi aspetti devono essere tenuti in considerazione, devono essere attuati, e perché questo possa avvenire è necessario avere un'amministrazione comunale veneziana che si dedichi a questo problema e che lo consideri come sua priorità numero 1. C'è un'altra, forse esagero un po', ma uso lo stesso questa parola, c'è un'altra catastrofe che si sta verificando a Venezia, ed è l'afflusso turistico totalmente fuori controllo e destinato ad aumentare in modo esponenziale per i prossimi anni, che anch'esso è un problema. È un problema per la città, è un'opportunità, ma è anche un problema. È un problema per gli abitanti di Venezia. Non avevo mai letto prima le notizie che ho letto sulla stampa locale qualche tempo fa, e cioè di abitanti che si prendono ombrellate con i turisti per salire su un vaporetto. Ma questo è un sintomo gravissimo della incapacità ormai della città di assorbire tutta questa enorme mole di turisti, che è destinata ad aumentare, non è destinata a stabilizzarsi, per le ragioni che sono state evocate poco fa. Ho letto qualche tempo fa un intervento a proposito della politica programmatica del governo cinese in materia di rilascio dei passaporti. Il governo cinese programma di rilasciare 50 milioni di passaporti all'anno alla propria popolazione. 50 milioni di passaporti sono 50 milioni di persone che viaggiano al di fuori del territorio di quel paese. Beh, facendo anche un'ipotesi spannometrica, e cioè che metà delle persone che viaggeranno fuori dalla Cina verranno in Europa, beh, e pensando che magari metà di queste persone verranno nella città che dal punto di vista turistico è la più ambita, o certamente una delle più ambite in Europa, beh, è facile immaginare quale sarà l'enorme afflusso di cinesi, ma parliamo solo di quel paese in realtà, che vedrà la città nei prossimi anni. Quindi questo problema, insieme a quello dello spopolamento, che sono strettamente connessi, deve costituire la priorità numero 1 per una amministrazione della città che vuole salvare la città. Qui stiamo parlando di salvarla. E allora, chiudo, vi ho promesso pochi minuti, ho mantenuto la promessa, e allora chiudo con un'esortazione alla Regione. Abbiamo qui un insigne rappresentante della Regione. Venezia non è solo il capoluogo di questa Regione, ma è la città che è sotto gli occhi di tutti i riflettori del mondo. Qualsiasi frase venga detta dal sindaco di Venezia, anche la più, come dire, imbarazzante, viene ripresa da tutta la stampa internazionale. Un'esortazione per la Regione Veneto, che è una regione che ambisce giustamente ad avere dei maggiori spazi di autonomia finanziaria e decisionale, si faccia carico di questo problema, non perda l'occasione storica per aiutare la città che è il capoluogo della regione, che ha tutti i riflettori del mondo puntati su di essa e che deve costituire certamente un elemento che vada a contribuire al colloquio che la regione sta avendo o avrà e probabilmente porterà anche dei risultati con il governo centrale, perché questo elemento deve poter portare a Venezia il risultato di salvarla, e questa sarà una politica meritoria da parte della regione che
non credo di esagerare, finirà sui libri di storia. Meglio finire sui libri di storia per aver salvato Venezia piuttosto che finire sui libri di storia per aver contribuito ad affossarla. Fabio, allora, grazie del tuo intervento, che è stato ovviamente anche il tuo molto critico e appropriato. Io andrei velocemente avanti perché tra l'altro avevamo programmato, può parlare chiunque voglia, però c'era prima la Elena, che la scrittrice, che ecco, premetto che la scrittrice spagnola è finita in Messico per la presentazione di un libro urgentemente, quindi la scrittrice spagnola. Grazie. Buonasera, io mi presento, sono una docente di storia della sanità, di storia di Venezia, e fra l'altro dirigo anche una collana della Regione del Veneto per le fonti della storia della sanità. E quindi colgo l'occasione per ricordare che i veneziani hanno avuto a che fare più volte con un nemico che ha falcidiato la popolazione, la peste, che tante volte in 4-5 mesi faceva morire una persona su 3. 1576, cosa succede? 1630. Beh, e come mai che si ripopolavano? In men che non si dica, il buon governo della città. Il buon governo della città che dava agevolazioni fiscali, concedeva e estendeva la cittadinanza, dava agevolazioni a chi andava a risiedere, magari portando 1474 il Senato veneziano inventa il brevetto perché vuole attrarre gli ingegni, mentre tutti i vari Leonardo, i vari inventori, no? Vanno a fare i sudditi dai signori che concedono loro, secondo le loro voglie, ora permessi o ora agevolazioni, no? Il Senato veneziano 1474 inventa il brevetto e dice: signori, se avete delle invenzioni venite, noi vi registriamo e vi tuteliamo l'invenzione, e se questa invenzione, come un escavatore di canali per esempio, che servivano molto, no? per garantire la viabilità acquea, e se queste invenzioni vediamo che ci possono servire, vi daremo dei privilegi, vi daremo anche la possibilità di gestirlo e vi pagheremo perché continuate a gestirlo. Allora, questo è il buon governo della città. E poi volevo riprendere il discorso dell'avvocato che mi ha preceduto. Lui dice: non sono veneziano. A Venezia nessuno mai è stato veneziano. Queste terre incerte non le voleva abitare nessuno. Allora, la città esiste perché c'è stata una civiltà, cioè dei cives, che si sono trovati in queste melme e, obtorto collo, non potevano tornare perché c'erano i barbari. Prima tornava quando andava via i barbari, e poi invece quando i longobardi sono rimasti là hanno dovuto rimboccarsi le maniche e aguzzare l'ingegno. Questa è la civiltà veneziana che ha fondato queste pietre e che ha eretto queste case su un territorio che non le voleva sostenere. Allora, a partire da questa considerazione della specificità del territorio e della specificità della civiltà che ha voluto sopravvivere in quel territorio, noi dobbiamo misurarci anche con una mestre fidelis, cioè con una periferia che ha avuto una sua... No, vabbè, mi faccia continuare. A Mestre era un borgo, quando Venezia erano delle terre incerte. Poi Mestre è cresciuta tanto che nel suo vessillo ha la detta MF. Sapete cosa significa? Mestre Fidelis, perché è stato un baluardo agli inizi del Cinquecento, quando ha difeso la città di Venezia. E Mestre è sempre stata rispettata come il luogo del passaggio fra le due civiltà. La civiltà della terraferma, non per nulla era un centro postale importantissimo, Mestre, di smistamento, e la civiltà invece dell'acqua.
Allora, quando io parlo di Mestre oggi e ricordo il 1926, quando Mestre è stata assoggettata al Comune di Venezia, perché non dimentichiamo, questa unione fra Mestre Venezia e Marghera è stata un'unione artefatta, che è stata voluta dal desiderio di accentramento politico e anche da un piano di sviluppo industriale, perché serviva il porto Marghera, serviva la città che era degradata, vecchia, la città di Venezia che aveva bisogno di restauri, decrepita dopo un 800 di dominazioni, non dimentichiamolo, e soprattutto il nuovo business, la città Loisir che era il Lido. Il Lido diventava il nuovo volano per rilanciare tutta l'economia, col casinò, con la mostra del cinema, con i sanatori e l'ospedale al mare e con l'Excelsior, i grandi alberghi. Allora, questa città tripartita, in cui c'era la città operaia di Porto Marghera, la città Venezia storica, il Lido, erano importanti per rilanciare il tutto. E in questo Mestre comincia ad essere il polo della modernità. Non dimentichiamoci, perché noi abbiamo ricordato giustamente Scarpa, dal 1952 comincia l'esodo di Venezia. Allora, io negli anni 60 ero una ragazzina e venivo via Piave a fare gli acquisti, perché via Piave, venivo a mangiare la pizza via Piave, perché era la modernità, perché prendevamo la macchina, venivamo a passeggiare, quindi mentre Venezia era la storia, Mestre si proponeva come la città del futuro, tant'è che molti veneziani si spostavano volontariamente perché venivano ad abitare in case sane, in case accoglienti, con dei bei servizi, mentre a Venezia c'erano le case vecchie e costava molto restaurare. Allora, perché si è inclinato tutto questo? Perché a un certo punto, cioè proprio verso la fine degli anni 90, rispetto a un'offerta di una città moderna di Mestre, rispetto a una Venezia che ancora aveva la sua popolazione con le sue disuguaglianze sociali, si è subentrato, dopo vi ricordate il 66, l'Acqua Grande eccetera, ha cominciato a subentrare nel mercato la domanda internazionale di acquisto di case. E allora il territorio di Venezia ha cominciato a valere di più dei suoi cittadini. E poi è aumentata la domanda turistica e questa domanda turistica sta trasformando anche Mestre in una città di affittacamere a prezzi minori di quelli di Venezia, e i veneziani ormai sono decimati più di una peste, più di una pestilenza, perché tanto non valiamo. Ma pensate, in che città al mondo venderebbero un intero quartiere come stanno facendo al Lido? 33 edifici, più il parco, più la spiaggia, ex ospedale al mare, donato dalla filantropia alla cura dei malati, dei poveri, ma anche mestrini, anche bellunesi, ci sono i padiglioni, Belluno, Padova, Belluno, Vicenza, padiglione Cassa di Risparmio, le assicurazioni generali, tutti i bambini del Veneto venivano a curarsi all'ospedale al mare, che era stato donato dalla filantropia di tutto il Veneto. E questo quartiere, che ha un bellissimo teatro Liberty, che ha una chiesa, che ha una strada pubblica, la spiaggia più bella del Lido, viene venduto a 2 resort. È un quartiere. Ma che civiltà abbiamo noi se facciamo vendere un quartiere a 2 feudatari che ricingeranno la spiaggia? Ma guardate, non è una deprivazione solo dei veneziani, è una deprivazione dei veneti, perché Venezia è una città, è il capoluogo del Veneto. E pensate che se noi abbandoniamo la città a questo turismo e a questo investimento che porta la ricchezza fuori, perché 2 resort incamerano denari, ma i soldini mica li investono nel territorio, mica li investono a Venezia o nel Veneto, se li portano o nel Kuwait o a Filadelfia o nei posti da dove vengono, e l'indotto fuori, neanche per i neretti che vendono le perline ci sarà.
Quindi io spero che anche la Regione non venda a un grande potentato il Palazzo Balbi per farne un albergo, ma io credo veramente che la divisione, come diceva chi mi ha preceduto, sia l'ultima chance per vedere di fare in modo che gli abitanti residenti possano cercare di gestire una inversione di tendenza sia a Mestre che a Venezia, che finalmente riesca a fare di queste due realtà, due città, con le loro specificità, con la loro dignità e con un loro anche sviluppo sostenibile. Grazie Elena, perché ovviamente hai toccato gli argomenti che noi avevamo anche accennato all'inizio quando parlavamo di alberghi e quindi di come risolvere la situazione economica e fiscale con la costruzione di tanti alberghi. Allora non mi dilungo oltre, altrimenti riapriamo una ferita veneziana. Gianangelo, vuoi parlare tu? Intanto? Vuoi questo? Sì. Allora. Non me lo cedi? No. Allora io non faccio un intervento sui temi e sulle ragioni, ma voglio proprio approfittare che abbiamo qui, senza pietà, approfitto del vicepresidente della regione, perché anzitutto vorrei ringraziare in quanto io facevo parte di quella piccola delegazione come comitato Movimento di Venezia Autonoma, poi c'era Chiaromani Mantovan per Mestre, il primo firmatario, poi c'era Sitran, all'incontro con i tecnici della regione. E le notizie che ci stai dando di questa lettera, per esempio per l'accorpamento, erano nell'accordo preso in quell'incontro tecnico, quindi ringrazio veramente tanto. Per noi è molto importante come cittadini, che siamo abbastanza civici, anche abbastanza slegati da partiti o da entità politiche, di avere comunque un riferimento, e la regione per noi è un riferimento fondamentale. L'altro aspetto, senza andare a spiegare del perché e per come, perché tanto la mia posizione è ben nota sul tema del referendum e sul voto al referendum, vorrei lanciare due idee che secondo me possono essere molto utili per noi. La prima è valutare per la città lagunare, che ha costi di residenza e di gestione di qualsiasi attività di impresa molto più alti e che non ha bisogno solo di una monocultura turistica, perché facciamo i dovuti scongiuri, ma qualsiasi cosa che vada a ridurre il turismo, attentati, problemi nei trasporti, vi rendete conto su delle città che sempre di più vivono di turismo e basta, che cosa vuol dire? Ti blocca tutte le attività, crea disoccupazione. Avere attività alternative è quello che fa qualsiasi paese, qualsiasi città del mondo, di non dipendere da una sola attività economica. Allora la domanda è: come per Belluno la provincia, la regione ha studiato una certa autonomia, di valutare anche per la città lagunare la possibilità di avere una certa autonomia che permetterebbe poi una maggiore distinzione con la città di Mestre, dando alla città di Mestre quindi anche una maggiore identità, che è una delle richieste che viene fatta, o magari individuando per la stessa città di Mestre delle possibilità di sviluppo economico alternative. La seconda cosa, per il tipo di lavoro che io faccio, sono un po' economista come il nostro, non ho questo curriculum che tu non hai avuto la fortuna di sentire, il curriculum del nostro Francesco Pontelli, che non finiva mai, però so quanto sono importanti i numeri. E allora mi domando se, dato che noi nel famoso accordo con Brugnaro, firmato anche dalla Lega, avevamo chiesto, oltre che il referendum, oltre che il sindaco democraticamente eletto, avevamo anche chiesto i numeri, perché a noi piacerebbe capire quante tasse i cittadini mestrini pagano per sostenere il turismo di Venezia, tanto per fare un esempio, perché scoprireste cose incredibili. Ma mi domando se questi dati, visto che dal comune non riusciamo a averli, se non c'è qualche dipartimento, qualche angolo della regione dove possiamo trarre spunto, dati, informazioni che ci sarebbero molto utili per i nostri studi di carattere statistico. Ecco, quindi non vi tedio su specialità e quant'altro, erano queste due richieste che volevo approfittare di fare. Grazie. Grazie a te. Allora c'è Marco Sitran che parli tu anziché la scrittrice spagnola, no? Ti sostituisci? Prego. Grazie. Beh,
Buonasera a tutti, sarò brevissimo. Volevo intanto ringraziare gli organizzatori, il gruppo misto consiglieri comunali Renzo Scarpa e Ottavio Serena, e anche la presenza molto gradita del vicepresidente della giunta regionale Gianluca Forcolin. Grazie per le tue parole di rassicurazione. Noi siamo da 7 anni che ci muoviamo come volontari, ovviamente sacrificando anche molto tempo per altre cose, perché ci crediamo davvero e crediamo che il monito che lanciò alla città Montanelli nel 1970, anticipato anche da un importantissimo studio dell'UNESCO del 1969, il rapporto su Venezia, siano ormai delle questioni improcrastinabili, anche perché da 50 anni a questa parte i problemi si sono soltanto acuiti. Ecco, io vorrei dire una cosa ai mestrini, perché qui mi pare che si sia parlato anche un po' troppo di Venezia, ma siamo a Mestre. Mestre è il bacino elettorale di questo comune. Ci sono una serie di preoccupazioni che io vorrei portare all'attenzione di tutti. Quella innanzitutto una considerazione che Mestre o ha la consapevolezza di una propria identità e presuppone che la riqualificazione non possa passare attraverso altro cemento low cost, perché la metastasi del turismo di massa che ha devastato Venezia non farà altro che espandersi in terraferma, e questo non segnerà solo la fine di Mestre ma anche di tutti i comuni limitrofi. Noi ovviamente attendiamo l'esito dei ricorsi che sono stati presentati da Città Metropolitana e Consiglio Comunale, ma sicuramente in quell'occasione, io lo voglio anche anticipare, noi potremo sollevare anche una questione di legittimità costituzionale della legge del Rio. Gianluca Forcolin, io credo che una legge calata dall'alto, senza il rispetto di fondamentali principi costituzionali, quali l'iniziativa di legge comunale per quanto riguarda le modifiche circoscrizionali provinciali, o la stessa, voglio dire, volontà dei cittadini di potersi esprimere, ecco, questo credo che vada ovviamente confermato dai giudici. Io ritengo che il 21 febbraio, all'esito di un'udienza storica, ecco, ci saranno delle grandi ripercussioni. Magari il giudice si riserverà qualche giorno, ma ritengo, ecco, i ricorsi, io lo anticipo, totalmente inammissibili e con gravi profili di legittimità della del Rio. Poi, detto questo, io esorto Mestre a svegliarsi, sì, a svegliarsi, perché sono 200.000 abitanti, la nostalgia di chi è dovuto o ha preferito andare a vivere in terraferma non deve essere, diciamo, la motivazione per affossare definitivamente due città. Io credo che Porto Marghera sia la grande opportunità del futuro e la sfida del XXI secolo. Se noi riuscissimo ad attrarre grandi investimenti e creare una sorta di Silicon Valley in quello che è invece un buco nero della storia italiana, ecco, credo che sia veramente, potrebbe essere la rinascita di un territorio per tutti. Grazie. Io sono Giovanni Armelin, dottore commercialista in Mestre, quindi sono orgoglioso di essere mestrino. Questo per dire che per me Mestre è una città e non è una periferia, lo voglio sottolineare, non per contestare assolutamente, anzi è stato anche un intervento intelligente, però io parto dal presupposto che oltre al passato bisogna guardare il futuro. E allora, il referendum, visto che anche Pontelli è intervenuto, dice oltre al referendum bisogna dire che cosa vogliamo fare, che piani, che progetti, eccetera. Certo, questo è assolutamente vero. In Italia non siamo un paese di pianificatori, di programmatori, di organizzatori, questo è un dato di fatto, purtroppo. Però bisogna anche cominciare da qualcosa, bisogna dare la scossa, e per me il referendum è la scossa che ci vuole. Dopodiché, la scossa sì, però bisogna vincere il referendum. Io sono favorevolissimo al sì. Perché? Molto semplice, perché se non vince il sì, si aprono due scenari. Si apre un unico scenario. Venezia diventa una città museo e non ci saranno più abitanti.
Mestre, bene o male, vivacchierà, sicuramente perderà degli abitanti, sicuramente anche questa verrà in qualche modo gestita sempre con vocazione turistica, ma senza uno sviluppo. E su questo, attenzione però, anche la Regione dovrebbe mettere, e mi permetto di suggerire anche alla Regione di intervenire, perché attenzione che avere Venezia e avere anche Mestre poi gestita solo ad una vocazione turistica per i suoi abitanti non è interesse nemmeno per la Regione, perché prima o poi dovrà intervenire. Perché immaginate voi una città priva di abitanti che deve comunque gestire dei flussi turistici e dei servizi, e gli abitanti e quindi i lavoratori che vivono per il turismo dove sono? Cioè ci si creano dei problemi che, e qui manca la progettualità, la programmazione, la pianificazione delle cose, ma questa è una malattia italiana, non è né veneziana né mestrina né veneta, manca, però bisogna guardare al futuro. E attenzione, da qui dobbiamo partire da Mestre Venezia per cambiare il paese, perché se non partiamo da Mestre Venezia, che è una realtà talmente particolare, in cui alla fine Mestre Venezia sono come due gemelli siamesi che non possono andare da nessuna parte, perché solo il problema dei trasporti è completamente diverso, e se non capiamo questo non capiremo mai nulla, non capiremo mai nulla. L'altro scenario vince il sì. Benissimo signori, che problemi ci sono? Problemi economici, problemi fiscali? No, allora forse non ci siamo capiti. Mestre sostiene per il 60-70% il bilancio del Comune di Venezia, però è molto semplice la questione, perché il problema, e quindi che vuol dire? Che si sostengono tutte e due le città, perché qua abitano 180.000 abitanti, di là ne abitano 80.000, quindi le proporzioni ci sono. Ma perché questo? Molto semplice, perché la tassazione del Comune di Venezia si basa sulle tasse locali, in principal modo l'IMU. Ma questo non serve che sia un commercialista a dirlo, ma perché non hanno mai fatto un bilancio suddiviso tra Mestre e Venezia? Perché sarebbe evidente che, contrariamente a quello che pensa molta gente, che Mestre tranquillamente starebbe in piedi. E vi spiego anche il perché. Ricordate che a Venezia ci sono tutti i mobili storici, o quasi tutti, pagano il 50% dell'IMU. Mestre paga il 100%. Prima cosa. Seconda cosa, la tassa rifiuti, i mestrini la pagano anche per i veneziani. Purtroppo è vero, perché è vero che oltre ai flussi turistici c'è anche un problema di gestione, ma non ci vuole neanche qui un genio per capire che avere 250 nei turbini a Venezia che ogni giorno girano per la città contro 50 che usano i camion costa di più la gestione di Venezia. E probabilmente il sindaco mi dà anche ragione, visto che ha gestito e peraltro la città metropolitana o ex provincia di Venezia è gestita da Veritas. Non c'è nemmeno un problema di servizi, perché i servizi sono in auge in tutta la provincia di Venezia, in tutta la città metropolitana, quindi non raccontatemi balle, perché le balle è meglio che le lasciamo a qualcun altro che fa politica e non guarda le cose concrete. Ultima cosa, bisogna che queste due città trovino un governo autonomo, perché la specificità di Mestre e Venezia è talmente evidente che anche qui è evidente che Mestre è l'unica città del Triveneto che può svilupparsi, che ha l'aeroporto, il porto, è un nodo autostradale, un nodo ferroviario. Ma cosa aspettiamo? Vogliamo dare delle chance ai nostri figli o che possono essere mestrini e veneziani? Qua non è una questione di tifosi, qua siamo tutti in un territorio che deve crescere anche economicamente, ma se noi pensiamo di andare ad affittare le nostre case per arricchirci non abbiamo capito nulla. Grazie. Grazie a te. C'è Stefano Chiaromagni che ha chiesto di intervenire. Prego Stefano. Buonasera a tutti e a tutte, grazie al vicepresidente regionale che ci ha onorato la sua presenza, grazie ai relatori e soprattutto agli organizzatori del gruppo misto Ottavio Serena e Renzo Scarpa. Mi permetto di ringraziare, però di fare anche una piccola critica. Spero che non sia troppo tardi, nel senso che noi le firme le abbiamo raccolte nel 2013-2014, adesso ci troviamo ancora a decidere la data nel 2017.
Perché è ancora attuale questa raccolta firme? È ancora attuale per tutto quello che è stato detto finora. Non siamo andati a migliorare, la situazione è sempre più catastrofica, non si vedono le soluzioni. Chiunque abbia governato questo grande dispersivo comune, che non ha uguali per eterogeneità in Italia, non è riuscito a dare risposte e soluzioni. Ed è quindi evidente che Mestre e anche che io rappresento tramite il movimento Autonomia di Mestre, fondato dal compianto avvocato Piero Bergamo, ha un suo simbolo che è anteriore rispetto allo stemma Mestre Fidelis, che è stato citato dalla professoressa Marzan Marchini prima, ed è lo scudo che usiamo noi è quello della Communitas Mestrensis, e quindi ancora anteriore, quando Mestre era sotto Treviso, non sotto Venezia. Ed è solo un simbolo del fatto che Mestre e Venezia non sono interdipendenti da nessun punto di vista, hanno ciascuna la sua specificità, solo una aggregazione di epoca fascista le ha unite, però per una finalità, anche in quel caso, economica e politica. Era più facile gestire bene insieme ai fini del sfruttamento industriale di Porto Marghera, costruendo il porto di Venezia però a Mestre. Col fallimento e purtroppo col depauperamento dell'economia industriale, della prima industria, è chiaro che è venuta meno anche questa necessità. Mestre non può trasformarsi da periferia dormitorio degli operai di Porto Marghera a periferia dormitorio dei turisti di Venezia. Lo sfruttamento dell'economia turistica, come ha detto benissimo Francesco Pontelli, è un sfruttamento fine a se stesso, che non crea ricchezza. Bisogna creare nuove forme di ricchezza, nuove forme di industria, che sono fondamentali a partire dalle moltissime possibilità e opportunità che hanno sia Mestre sia Venezia. Nessuno può negare che Venezia sia una città unica al mondo, ma anche Mestre ha particolarità che nessun'altra città del Veneto ha. Abbiamo il terzo aeroporto, come è stato detto, il terzo aeroporto d'Italia, il nono scalo ferroviario, infrastrutture, servizi. Non possiamo però rimanere in ombra, come è stato detto da Francesco Pontelli. La scarsa illuminazione che è tipica alle periferie è anche qualcosa di simbolico, fortemente simbolico. Anche New York, si è detto, verrebbe messa in ombra dalla ricchezza culturale di Venezia, e invece Mestre vuole vivere, vuole avere una sua realtà, vuole svilupparsi. E per chi ha ancora dei dubbi, mi sembra che siamo messi d'accordo con il collega Moretti, perché anche lui ha citato qualcosa che avviene in Cina. Purtroppo la Cina la copiamo per altre questioni, per ridurre magari i diritti dei lavoratori o per altre questioni. Invece ci sono molte cose che funzionano nel sistema cinese, in particolare a livello di diritto amministrativo. Nel diritto amministrativo il sistema cinese è molto vario e muta rapidamente. Questo perché si crea un grosso federalismo a livello locale, per cui i singoli comuni, le singole province sperimentano, cambiano, valutano tutte le riforme che arrivano poi a livello nazionale in Cina, vengono prima sperimentate a livello locale, e quindi se qualcosa funziona in un comune viene poi utilizzato anche a livello di governo nazionale. E questo dovremmo fare anche noi. Se abbiamo dei dati che sono stati riportati a tutti i relatori e che ci dicono che Mestre e Venezia attualmente sono un comune della fascia tra i 250.000 e i 500.000 abitanti, cioè quelli che sprecano più in media in Italia, è chiaro che le cose non funzionano. Sarebbe molto più economico, come è stato detto, anche a livello di amministrazione, nessuno raddoppia i costi, creare due amministrazioni, oltre alla necessità chiaramente di avere amministrazioni più vicine ai cittadini. Il caso di Cavallino Treporti rende evidente che anche una città molto più piccola, 13.000-14.000 abitanti, e con meno possibilità rispetto a Mestre, se non sul piano turistico, ha avuto uno sviluppo incredibile. Basta vedere, se cercate su YouTube, i video di Cavallino Treporti alla vigilia del referendum o subito dopo, quando gli autonomisti festeggiavano, sembrava una landa desolata. Ci tornate oggi, è molto più avanti rispetto al comune di Venezia. Comune di Venezia che ha speso quelle cifre che sappiamo.
E quindi per una questione di risparmio, per una questione almeno di fare un tentativo, almeno proviamoci prima di far morire le nostre due città, l'unica soluzione è quella di tentare l'autonomia delle due città, far salvare così Mestre e anche Venezia. Stefano, grazie. Allora, se non, visto che anche Gianluca Forcolin, vedo Stefanato che vuole intervenire, stavo appunto dicendo questo, se c'è qualche intervento veloce in chiusura, anche perché il nostro qui Presidente ci deve lasciare per un altro incontro istituzionale. Allora, Grazie telegraficamente, Roberto Stefanato, Presidente del Centro Studi Storici di Mestre, autonomista da quando aveva i pantaloncini corti, giusto perché a qualcuno è sorto dei tubi, grazie a qualche reinterpretazione giornalistica di qualche mio discorso. Ecco, chiusa questa faccenda, volevo una riflessione. Vediamo due scenari. Primo scenario: il referendum o non viene ammesso oppure vince il no referendum. Quale sarà il destino di Mestre e Venezia? Beh, basta guardare gli ultimi 40 anni e sappiamo esattamente cosa succederà. Sappiamo esattamente cosa succederà. Anche Mestre perderà abitanti, Venezia continuerà a perdere abitanti, il turismo invaderà anche Mestre, solo che almeno a Venezia vanno a vedere qualche cosa, a Mestre vengono solamente per dormire e quindi saremo anche noi massacrati del turismo, noi mestrini intendo. Lo scenario ce l'abbiamo bene chiaro, basta guardare quello che è successo in questi ultimi 30-40 anni, mi ripeto. Cosa succede se invece il referendum viene ammesso e dovesse vincere il sì? Beh, chiaramente, io l'avevo già detto, ma insomma siamo in perfetta sintonia, una sberla straordinaria alle due comunità mestrina e veneziana. Nel senso di, boh, e adesso che facciamo? Qualcuno dovrà rimboccarsi le maniche, soprattutto di là del ponte, perché chiaramente dovranno pensare a cosa fare nel momento in cui non hanno più la stampella di Mestre che va a mediare tutte le statistiche che oggi vengono introdotte sotto il nome di Venezia. C'è sempre Mestre che va a mediare per numero di abitanti, per città più o meno popolosa, anche per la fuoriuscita di abitanti dal comune. Ecco. Quindi qualcuno dovrà pensarci e Venezia sarà costretta a ripensare se stessa finalmente. E a questo punto Venezia avrà anche tutti i diritti per poter chiedere una speciale legislazione per se stessa, che non è la legge speciale, mungere una vacca che ormai si è rinsecchita perché soldi non ce ne sono più, ma sarà uno statuto speciale che permetterà ai veneziani di poter finalmente intraprendere una nuova strada per lo sviluppo più razionale della propria città. E nel contempo i mestrini potranno ripensare alla loro communitas mestrensis, ritornare alle origini e ripensare finalmente allo sviluppo della propria città di terraferma, le quali insieme potranno collaborare, collaboreranno per i servizi che sono di livello metropolitano, ma ciascuna nella propria autonomia e nel decidere lo sviluppo del proprio futuro. Grazie. C'è qualche ultimo intervento a volo? La Gen da vostra, ecco. Prego. L'altro giorno ho visto Fabio Moretti per parlare dell'evento di oggi e cosa avrebbe detto, eccetera. E lui ha fatto una citazione, credo, di Kennedy, che ti chiedo di dirlo a tutti. Piacere. Beh, è una frase piuttosto famosa che pronunciò Kennedy nel suo discorso di insediamento nel 1960 e disse: americani, non chiedetevi che cosa gli Stati Uniti possono fare per voi, che hanno già fatto molto, chiedetevi cosa potete fare voi per gli Stati Uniti. Allora lo stesso discorso secondo me va fatto per Venezia. Veneziani, chiedetevi cosa
potete fare voi per Venezia. E lo dico anche alla Regione. Regione, chiediti cosa puoi fare per Venezia. Posso dire una cosa? Dico solo io che sono mestrino, però non facciamo l'errore che ho sentito ripetere qualche volta. Fatalità, questo è mio zio, è un fattore semplicemente secondario, ed è lui veneziano, io sono mestrino. Però non dimentichiamoci che è sbagliato definire la Mestre degli anni 70-80, 60-70-80 una città dormitorio, perché chi lo dice non conosce Mestre. No, non l'ha detto lei. Non l'ha... Viva! Se mi fate finire, Mestre alla fine degli anni 70 era la città con l'età media più bassa d'Italia, d'accordo? Piazza Ferretto era conosciuta in tutta Italia perché la chiamavano il tappeto dalle teste. Tu arrivavi in Piazza Ferretto la sera, non riuscivi a vedere l'asfalto, vedevi solo teste. La mia generazione e la generazione di Giorgio, che siamo vicini di età, sono quelli che abbiamo fatto il liceo, il Franchetti, che ancora oggi è la miglior scuola della provincia, e noi abbiamo fatto il Franchetti e ne siamo orgogliosi. Da allora, lo sapete qual è il dato più allarmante che mi sono dimenticato di citare prima? Il comune di Mestre Venezia in Italia, quindi da Pipiteno a Palermo, è il comune che ha il più alto tasso di pendolarismo del lavoro. Cosa vuol dire? Il 12,7% delle persone in età lavorativa lavora fuori comune. Sapete perché? Perché nonostante 30 milioni di abitanti a Mestre non c'è lavoro. Questo cosa vuol dire? Che la gente si alza un'ora prima, mediamente, e arriva a casa un'ora dopo. Di conseguenza, quando uno arriva a casa alle 7 di sera, non esce per andare a fare un giro, ma va a casa perché è stanco. E queste sono le premesse per una città dormitorio. Non quando esisteva un'economia florida e la gente veniva in tutti i ristoranti, anche di Marghera, tu passavi, vedevi targhe di Milano, di Ravenna, nel periodo dei Ferruzi, perché era una città viva. E io continuo a dire, guardate, tutti i giusti discorsi che fate sono tutti condivisibili, ma ricordatevi che la chiave di lettura è lo sviluppo economico. Se c'è quello, tutto quanto lo segue. Senza quello rimarremo sempre a parlare, ci saranno sicuramente dei miglioramenti, ma se non c'è uno sviluppo economico vero e reale, noi resteremo sempre a palla. Sì. Buonasera. Ho chiesto la parola dopo l'ultima affermazione che ha fatto l'avvocato a proposito di Kennedy, perché io sono veneziano e volevo fare alcune osservazioni su questa riunione di oggi. Il gruppo misto ha esordito dicendo che il popolo è sovrano per giustificare la necessità di fare questo referendum, dimenticando magari di dire che ne avevamo già fatti altri in passato, almeno 4. E visto l'andamento della partecipazione degli elettori a qualsiasi forma di elezione, presumo che sarà molto bassa anche questa volta, e con un esito che io considero ormai scontato. Però volevo sottolineare che se il popolo è sovrano, direi che deve partecipare alla gestione della cosa pubblica, cosa che nessuna amministrazione, non solo quella attuale, ma anche le precedenti, hanno sempre tentato e boicottato. Io che facevo parte di un comitato di coordinamento di associazioni a Venezia, siamo riusciti, dopo 2 convegni a Venezia sulla partecipazione democratica, a far inserire nello statuto del Comune di Venezia e nel relativo regolamento la partecipazione democratica della cittadinanza ai problemi di gestione amministrativa e politica della città, purché evidentemente l'amministrazione se ne facesse parte promotrice, quindi parte dirigente. Ma questa amministrazione e le precedenti hanno sempre cercato di mettere da parte le richieste, le partecipazioni della cittadinanza. Un secondo punto che volevo sottolineare: il signore qui, l'avvocato, diceva
veneziani, svegliatevi. Allora volevo ricordare al Signore che io faccio parte di alcune associazioni, per esempio il Forum Arsenale, faccio parte del Patto Città Consapevole, faccio parte di Venezia Cambia e di altre associazioni. Un anno e mezzo fa una ventina di associazioni, le uniche a Venezia, hanno partecipato a una riunione con l'UNESCO in quanto invitati, perché l'UNESCO voleva sapere dai cittadini qual era lo stato di conservazione della città in riferimento al fatto che la città di Venezia è definita patrimonio dell'umanità. Queste 20 associazioni hanno presentato dei report all'UNESCO e l'UNESCO, sulla base delle analisi e delle relazioni presentate, ha stabilito che il fatto che Venezia fosse, cioè voleva mettere la città di Venezia in una blacklist, cioè in una lista nera all'attenzione dell'UNESCO, proprio perché in qualche modo avrebbe voluto toglierla se non fossero stati fatti alcuni miglioramenti, prese alcune strade. Quindi Venezia, la città di Venezia, ma non solo la città di Venezia, perché io conosco anche in parte la cittadinanza di Mestre, almeno in certi settori, ha voglia di partecipare, ha voglia di dire e di portare il proprio contributo, solo che la classe politica e gli amministratori attuali non ne vogliono sapere. Allora, da questa riunione io mi sono fatto un'opinione che chi esce massacrato da questa riunione è la classe politica, perché in quanto incapace di ascoltare, di stimolare. Se due candidati sindaco erano Brugnaro e Casson, cosa si aspettava? Ma io non sto difendendo nessuno, sto anzi criticando. Sto criticando perché sono uno di quelli che si è fatto sempre parte attiva nel promuovere e tentare di risolvere i problemi. Lo sto facendo anche adesso. Quindi mi spiace che da questa riunione, questa sera, non esca una soluzione, non tanto ai problemi, perché è difficile, perché qui ci siamo dimenticati di dire che per questa città ci vuole un'idea di sviluppo per i prossimi 30-50 anni, non per domani mattina. Ci siamo dimenticati di dire che Venezia senza Mestre probabilmente non hanno ragione di esistere. Autonomia non significa separazione, significa un'altra cosa: dare ai territori circoscritti e definiti la possibilità di decidere autonomamente sulle possibilità di sviluppo e sulle possibilità gestionali. Questo significa. Va bene, grazie. Io direi di andare alla chiusura. Ringrazio tutti. Forse Conte volevi dire qualcosa? Facciamo chiudere con Conte, che è il presidente della municipalità. Ecco, dulcis in fundo. No, tranquillo, non è la mia intenzione intervenire, però sono stato sollecitato un po' di input che sono usciti. Allora, l'ultimo è quello, andiamo ancora un'altra volta al referendum. Allora, qui l'importante, ragazzi, è che noi riusciamo a trasferire l'informativa, perché la maggior parte della gente, l'altro giorno ha pubblicato la Nuova Venezia un sondaggio, dice che c'è un grande numero di cittadini che non sono informati in questo momento e che stanno lì. Allora, se va a votare ancora un'altra volta per il referendum, sì, ma domandiamogli, ogni quanti anni votiamo per le amministrative, ogni quanti anni votiamo per le politiche? Se va bene, ogni 5. Facciamo la media dei referendum, vediamo che siamo largamente sopra. Poi il discorso, anche questa sera però si è continuato a parlare di Venezia. Allora, in gran parte abbiamo parlato di Venezia, perché è logico che Venezia fagociti la scena. Facciamo riflessione, negli ultimi 2 o 3 consigliature, la maggior parte dei consiglieri comunali e anche degli assessori provenivano dalla terraferma. Però poi queste persone se ne vanno a Cafarsetti, si siedono e da quel momento si comincia a ragionare di Mose,
di turismo, di grandi navi, eccetera, eccetera, eccetera. Dei problemi che si sono portati raccogliendo i voti dalla terraferma non se ne ricorda più nessuno. Poi si dice: perché diventeremo una città Mestre, la succursale turistica di Venezia, ma perdiamo, non abbiamo identità culturale? Beh, allora facciamo una riflessione. Mestre non ha più, se non il briciolo Candiani, spazi espositivi. Gli spazi espositivi sono stati cancellati. Ve ne cito solo qualcuno per quello che riguarda la municipalità di Mestre Carpenedo. C'era un'emeroteca che faceva un servizio egregio, c'è una scuola De Amicis che è destinata a spazi espositivi. Vi assicuro che è un cantiere che dentro c'è di tutto, cominciando dai sorsi. Non si vanno a vedere queste cose. Si è cominciato timidamente a raccogliere proposte che erano uscite dalla municipalità di far sì che i turisti che dormono a Mestre possano dopo cena poter uscire, quindi creare dell'indotto, lavoro, e magari andare a vedere le opere che sono. Ho avuto la sfortuna di poter vedere i magazzini del Corriere e dell'Accademia. Beh, come minimo sotto ci sono il doppio di opere di quelle esposte, e in questa occasione dicemmo all'allora sindaco: se una parte di queste opere vengono esposte al Candiani o altri spazi espositivi, la gente può uscire e con lo stesso biglietto del Corriere 2 o Accademia 2, la sera va fuori, se li vede e probabilmente va a mangiare la pizza e quant'altro. Questo è il discorso. Mestre, come dicevano prima gli altri, ha avuto le grandi opportunità: porto, aeroporto, nodo autostradale. Per cosa era conosciuta prima Mestre, ragazzi? Se vi ricordate, era il discorso onda verde, viaggiare informati, la tangenziale di Mestre. Finché non è venuto fuori il passante, Mestre era conosciuta per il problema tangenziale, era sempre citata in quella cosa lì. Poi cos'è successo? Questo è venuto meno. Però prima si dicevano dei costi. Qualcuno ha citato giustamente i costi di spazzatura. Si è parlato dei costi. L'unico punto dei costi in cui ci viene sempre ricordato che Venezia ci dà una mano è il discorso dei trasporti. Però dobbiamo anche ragionare una cosa. Io vi cito solo 2 dati, poi non vi tedio più perché insomma è inutile che... Ma come ripeto, è l'informativa che dobbiamo dare, questi tipi di notizie dobbiamo dare a chi non è ancora convinto. Allora, io ho i dati del 2015 purtroppo, perché il 2016 o non me li hanno voluti dare, sapendo la mia nota posizione, come diceva prima Stevanato, io portavo le braghe curte, mi sovvenivano nel 60 e da quel momento, pur appartenendo a partiti che erano contrari alla divisione, sono sempre stato separatista. Allora, i costi. Nel 2015 Mestre ha avuto circa 3 milioni di pernottamenti. Va bene? Parlo sempre di solo alberghi, solo alberghi. Metteteci quanto è il ricavato della tassa di soggiorno. Bus, ZTL bus, oltre 93.000 nel 2015. Mai battuti a Venezia a Tronchetto? Non credo. Metà? Non credo. Un terzo a Mestre, restano 350 euro cada uno. Quindi non si venga a dire che Mestre, il comune di Mestre non avrà i mezzi, a parte il ritorno dell'IRPEF sui 180.000 abitanti, ma il ragionamento in termini economici ci sono. Renzo prima citava i costi istituzionali, poi veramente vi taccio. È vero che ci saranno 2 sindaci pagati meno perché avranno, voi sapete che le indennità dei sindaci sono comparati al numero degli abitanti. È vero che ci saranno un numero superiore totalmente di assessori, però non vi sarà per esempio più le indennità di 6 presidenti di municipalità, che per quanto poche incidono. Comunque ragazzi, ci sono anche dei costi di sinergie, di costi che non si possono più mettere a posto. Quindi secondo me, e veramente mi chiudo, dovrebbe essere da parte di chi è favorevole, per carità, esprimere anche poi le ragioni del no se ci sono, ma far capire agli incerti quali sono le motivazioni che possono
portare a una decisione di voto, perché nel passato si è fatto del terrorismo politico, se vi ricordate. Allora, terrorismo politico era: vi portano via la Gronda lagunare, vi portano via San Giuliano, vi porta via l'aeroporto, vi porta via il porto. Ma chi amministra il porto? Il Comune di Venezia? No, l'autorità portuale. Chi amministra l'aeroporto? Il Comune di Venezia? No, è a Save. Quindi sono queste le cose che la gente non sa e dobbiamo dirgliele. E chiudo veramente: come istituzione, appena ci sarà la convocazione della data, io ho già in mente di fare un'iniziativa pubblica nel quale saranno invitati 5-6 sostenitori delle ragioni del no, 5-6 sostenitori delle ragioni del sì, proprio per fare informativa ai cittadini, che è quello che ci spetta come istituzione pubblica. Grazie. Ringrazio tutti i presenti e buona serata. Grazie.